Inserita nel contesto delle manifestazioni legate alla Fiera di Ottobre, si è svolta al Castello Chiaramonte di Favara la presentazione del libro della scrittrice toscana Tiziana Bracci, Le scarpe del Papa. Dopo i saluti del sindaco di Favara, Antonio Palumbo, a colloquiare con l'autrice è stato l'editore di Medinova, nonché vice sindaco di Favara, Antonio Liotta. Il libro Le scarpe del Papa ha incuriosito e affascinato il qualificato pubblico presente. Nel corso dell'incontro, Ignazio Enrico Marchese ha letto alcuni passi del libro con gli interventi musicali al pianoforte da parte del maestro Salvatore Galante. Ospite d'eccezione Mark Art, al secolo Marco Urso, il pittore degli angeli, artefice della venuta a Favara della scrittrice toscana Tiziana Bracci. Il titolo almeno è curioso, Le scarpe del Papa. Già, me lo dicono tutti, però il titolo è venuto di getto, perché questo libro parla di una signora toscana che io ho conosciuto a Miami, che da Montecatini Terme, dove lei è originaria, è andata a vivere oltreoceano. La famiglia aveva un prestigioso negozio di calzature nella famosa piazza del Gambino, sia a Montecatini. Si sta parlando degli anni 50-60, in cui teste coronate e attori hollywoodiani transitavano su Montecatini Terme per le loro cure termali e poi facevano shopping. Quindi il suo negozio era frequentato da questi personaggi. Un giorno è arrivato anche un certo Monsignor Montini e ha ordinato le scarpe del Papa Pio XII, le famose marocchino rosso con le fibbie d'oro. Questo è l'antefatto e naturalmente non raccontiamo il libro, quello che c'è dentro. Ma come mai una signora che è stata a Miami, che è toscana, è qui a Favara a presentare il suo libro? Le opportunità. Infatti la prima parte del mio libro dice: la vita è opportunità, coglila. È una citazione di Madre Teresa di Calcutta. Perché ho conosciuto Mark Art in Toscana durante la presentazione del libro L'arte della salvezza di Carmelo Sardo. L'ho conosciuto, ho fatto un intervento perché c'erano dei passi che si avvicinavano al mio libro e dopo, quando mi sono avvicinata a loro, ho acquistato il libro, Mark mi ha messo il suo numero di telefono sul libro e mi ha detto: ti aspetto a Favara. Io ci ho pensato per 2 o 3 giorni e ho detto: ma cosa vorrei dire? Ci sarà qualche messaggio? Andiamo a scoprirlo. E il 5 di luglio sono arrivata a Favara. Me ne sono innamorata di questa cittadina, perché 40.000 abitanti è il fascino, l'arte che trasmette questo castello meraviglioso, la Farm Cultural Park che ho visitato, Palazzo Miccichè, e mi sono proprio innamorata. Quindi sono in contatto con Mark e Mark dice: perché non presentiamo il tuo libro a Favara? Ho detto: mi daranno la cittadinanza onoraria? Sono sempre a Favara. Che cosa lega Mark Art al libro che presentiamo questa sera? Guarda, è una bella iniziativa. Mi trovavo a Caccina, in provincia di Pisa, per il tournée del mio libro con Carmelo Sardo. Questa autrice ha fatto un bellissimo complimento, l'ho invitato nella mia città, nell'Agnello Pasquale, da lì è rimasto affascinante, dove abbiamo presentato stasera proprio questo libro, Le scarpe del Papa. Quindi Favara ha accolto questa straordinaria scrittrice, una donna molto sensitiva, e quindi sono orgoglioso che Favara abbia organizzato qualcosa di importante per me. Ritornando al libro Le scarpe del Papa, che cosa ci troviamo dentro? Ci troviamo innanzitutto un forte messaggio, soprattutto per i giovani, il messaggio di avere coraggio, di prendersi in mano e con l'azione del fare. Perché questa donna negli anni 50-60 è andata contro i luoghi comuni, ha avuto il coraggio di lasciare la Toscana perché lei voleva acchiappare il mondo, aveva voluto studiare le lingue perché voleva acchiappare il mondo. E questo è un messaggio per i giovani, che devono avere anche la voglia di fare, di spostarsi
e quindi prendersi in mano con l'azione. Antonio Liotta, la presentazione di un libro è sempre un momento di crescita culturale per la città. Decisamente è così. Tra l'altro questo libro è scritto da una bravissima scrittrice, Tiziana Bracci, che viene da Roma apposta per presentare questo libro, che in fondo è una importante biografia di una signora che diciamo è stata rivoluzionaria in considerazione del tempo della sua vita, e quindi è veramente utile e bello leggere questo libro, e rientra tra i momenti importanti che Favara sta dando proprio in questa fase per la fiera di ottobre e le festività ottobrine.